Eccoci qui che stiamo proseguendo nella terra dei nuraghes e infatti siamo in un luogo meraviglioso, Nuraghe Piscu, a pochi chilometri da Suelli. Lo conosco da tanti anni ma ci sono ritornato. Ritorno e incontro una persona. Ma chi sei tu qua? Piacere, io sono Eleonora Paggi. Ciao Christian, guarda un po' dove mi trovo. Sta Conoscerai bene questo posto. salutando il marito, perché voi mi hai raccontato che vi siete sposati qui. Sì. Ma ci pensate, amici? Cioè, si è sposata qui? Qual è l'emozione? È unica, è sentire proprio le proprie radici. Io l'ho incontrata qui, quindi l'ho coinvolta in questo e adesso insieme visiteremo il Nuraghe, vi dirò qualcosina. E c'è anche un ragazzino là, forse lo vedete, un bel cagnolino che ovviamente è il suo. E quindi insomma gli ho proposto di restare qui con noi e quindi è una compagnia di viaggio in questo momento. Un'improvvisazione, ma è proprio questo il senso nella terra dei Nuraghes. Ho già fatto volare il drone, per cui adesso andiamo, restate con noi a nos intendere intro a questo Nuragheone. Allora Eleonora, noi adesso andiamo insieme, facciamo questo giro, poi entriamo dentro anche la Tolos e iniziamo a parlare un pochettino, va bene? Tu qualsiasi cosa mi voglia chiedere, chiedila pure. Ma come stiamo facendo qualcosina? Ok, ma così sì, si sente la tua voce. Siamo in stereo qua, quindi andiamo. Ok. Andiamo. Allora, stiamo entrando praticamente nella parte del bastione di questo complesso nuragico del Piscu di Suelli, meraviglioso. Quindi c'è la ghiaia, il rumore lo sentiamo da questo. Vediamo già altri tipi di strutture qua, molto importanti e interessanti. Torri legate alla parte del bastione vero e proprio, quindi è molto molto bello. Adesso entriamo dal bastione, mi abbasso, giusto? Sì. Classiche nicchie, vedi Eleonora? Classiche nicchie. Magari in antico c'era anche forse qualcosa un po', magari non so, si poteva anche andare. Adesso vieni con me Eleonora, entriamo nell'altro punto del bastione, all'interno del cortile, un cortile non così ampio, forse un po' più lungo che largo. E qui vediamo probabilmente anche questo, magari mensolone dovrebbe essere. Ecco il nostro amico, come si chiama? Pupo. Pupo? Un pupo nuragico. È un po' nuragico, sì, perché gira con me in giro per la Sardegna a curiosare. Perfetto, ricorda di dove sei tu? Senorbì. Tu sei di Senorbì. Ricordiamo di Senorbì qualcosa importante. Io ti dicevo prima a telecamera spenta Santa Mariedda. Sì, Santa Bella, Mariedda, chiesa oltretutto romanica. c'è una necropoli anche a Senorbì. Perfetto. Quindi guarda, adesso facciamo così. Sei pronta? Sì. Devi dire venite a Senorbì. Ok. Vai. Venite a Senorbì, anche se magari poco conosciute, però ci sono la necropoli di Montelluna, Perfetto. meravigliosa da vedere, e anche la chiesa antica di Santa Mariedda. Quindi andate in giro per la Sardegna, sì. Tutti i posti anche fruibili, portate anche i vostri figli, i bambini, i vostri parenti, gli anziani. La cultura vi permette di sentirvi sempre più vivi, sì. La cultura è la libertà e noi adesso, Eleonora, iniziamo ad andare dentro la Tolos, ok? E continuiamo il nostro viaggio. Sì. Rigiriamo la videocamera, tanto noi stiamo andando. Vieni con me. Dai Pupo, vieni anche tu. Eccoci qui. Ora noi stiamo entrando dentro la torre centrale e ci togliamo gli occhiali da sole. E come già vediamo, insomma, guarda qui che meraviglia. Una Tolos quasi perfetta. Lo vedi? Meraviglia. Ora facciamo un giro così, facciamo vedere l'ingresso. Questo è un ingresso a ogiva, molto particolare. Solo altri pochi nuraghi, fra virgolette pochi, hanno questa magnificenza. Altre volte ci sono gli ingressi che si chiamano piatti abbandati, cioè quindi immaginati delle pietre una vicino l'altra, okay. E quindi non questa ogiva. Qui siamo davanti a un'architettura importante. Un altro simile potrebbe essere Isili, Isparas, sì, Isparas. Ma ce ne sarebbero altri. Quindi immagina di che cosa, di quale pasta erano fatti questi nostri antenati. Adesso rigiriamo la videocamera e insieme facciamo questa cosa. Vieni, guarda, guarda, gira con me, gira con me, gira con me e facciamo così. Guarda, andiamo un po' giù, eccoci. Vedete? Qual è la distanza
tra noi e la Tolos. E ora facciamo ancora così, e giriamo. Che meraviglia. Sì, direi. E lei ci si è sposata, ragazzi. Sì. Avete capito? Boh, io queste cose veramente non immaginavo oggi di trovarle. Ok. Allora adesso noi proseguiamo e allora usciamo da questa meraviglia che abbiamo visto prima, quindi torre centrale e poi torri addossate. Pupo ci sta aspettando. Sì, lui aspetta. Adesso noi andiamo e noi adesso guardiamo un attimino una nicchia qui di destra. Qui c'è, solitamente si trovano le scale per salire, qua invece no, quindi probabilmente c'era una scala sopraelevata o un ingresso sopraelevato o comunque un sistema di un qualcosa che portava su. Molto interessante. Vieni che andiamo da questa. Pupo, vieni con noi. Vedi? Guarda un pozzo probabilmente. Sì. Quindi immaginati come è stato addossato tutto il resto. Questa è un'altra zona che bisogna un po' ovviamente fare attenzione e ricordiamo, vedi c'è anche scavo, ricordiamo anche che ovviamente bisogna rispettare i luoghi in tutto e per tutto, non fare danni, fare attenzione, giusto Eleonora? Assolutamente, bisogna fare rispetto. E interagire sempre con le soprintendenze, io lo dico spesso nei miei piccoli viaggi. Guarda che meraviglia queste, insomma, feritoie particolari. Credo che questo sia uno dei monumenti più interessanti, non solo della zona, ma che ci fa capire quanto importante sia la nostra cultura. E tu lo sai bene perché ti ci sei sposato. Eh sì. Questa cosa la dirò come un mantra, perché è fenomenale. Adesso ce ne andiamo un po' fuori, facciamo un po' un giro delle nuraghe e poi faremo la chiusura insieme, va bene? Allora Eleonora, mi sa che adesso noi cosa ci usciamo? Qua ci dovrebbe essere una scala, guarda un po'. Dai, vai, fai vedere. Ok. Tra l'altro è abbastanza accessibile. Ok. Da sopra si vede. Dai, si sali, vede sali, niente sali. male. E Pupo ce la farà. A volte è un po' pauroso. Ha ragione, vabbè, non vedo neanche il vento. Ah, sì. Eh. No, da paura. Figata. È straordinario. Vedete amici da casa? È meraviglioso. Vai un po' qua su. No, spettacolare. Ovviamente ricordiamo, fate attenzione quando andate al di sopra. Insomma, non è così sempre agevole e semplice, giusto? Però guardate che meraviglia. Guarda Eleonora. Straordinario. Meraviglioso. Allora adesso facciamo così. Facciamo una chiusura qua. Allora Eleonora, siamo arrivati alla fine un po' di questo viaggio, poi adesso farò magari qualche altra immagine da mettere così in mezzo. Mi ha fatto piacere conoscerti qua. Piacere mio. E sapere che ti sei sposata qui, l'ho ripetuto. E quindi risaluta tuo marito. Ciao È Christian. andato tutto bene. Assolutamente. Salutiamo Pupo, il cagnolino Che ci era aspetta qua. giù. E adesso facciamo un giro così, guarda, vieni. E così ci guardiamo in camera così. Quindi, buon viaggio. Grazie, anche Nella a terra te. dei Nurages, ricordati. Quindi, ad un prossimo viaggio. Ma io continuerò, mi sa, oggi. Ma non vi dico niente. Per cui, seguiteci. Ciao.
Eccoci ancora qui, amici, nella terra dei Nurages. Sto passeggiando a San Luri. Come vedete, qui c'è il castello molto importante dal punto di vista storico, insomma, tante cose, non sto a spiegarvi, ma insomma ci sta di mezzo anche una battaglia importantissima nel tardo medioevo sardo. E ho parcheggiato la macchina qui, e quindi adesso insomma ho fatto volare il drone, non ho visitato il castello, però insomma almeno qualche immagine la vedrete. Adesso che cosa voglio fare? Adesso voglio fare 2 passi qui a San Luri, visitare un pochettino, non potrò vedere tutto ovviamente. Poi sarò diretto in un'altra tappa, non ve lo dico, ma sempre proseguendo. Abbiamo lasciato Eleonora al Nuraghe Piscu, piacevolissima sorpresa, quindi insomma è Pupo ovviamente, quindi il cagnolino. Ora proseguiamo, vado insomma alla bella chiesa, almeno questa ve la faccio vedere, per cui restate ancora qui. Sempre ricordatevi questo, su Katana TV ormai questo format è lì per voi, per cercare di darvi un po' di convivialità, un po' di viaggio, senza troppi tecnicismi, ma ovviamente non ci dimentichiamo qualcosa di scientifico ogni tanto da dirlo, ovviamente nell'ambito sempre della divulgazione e non nel fatto che io sia o archeologo, chissà che cosa, assolutamente no, però insomma nella divulgazione. Per cui adesso voi restate con noi, intanto passano anche le macchine, state qui con me e vi faccio vedere qualche altra angolatura di questo meraviglioso castello di San Luri. E visitatelo, venite, cercate di interagire con i monumenti, con i luoghi, cercate di stare il più possibile a contatto con i luoghi della cultura, con la vitalità stessa che la cultura offre a tutti, indistintamente da ogni titolo di studio. Per cui adesso camminiamo e farò una passeggiata e insomma interagirò ancora con voi. Allora, da via Brigatta, Sassari, quindi il castello, appunto, che vi ho fatto vedere, poi col drone insomma qualche immagine o l'avete già vista oppure la vedrete comunque durante questa puntata. Proseguiamo e già scorgiamo campanile, scorgiamo la cupola, intanto passano le macchine, quindi proviamo ad andare a vedere un'altra bellezza di San Luri, ma ce ne sono indubbiamente tante. A me piacciono tanto i vecchi portali, anche se questo non è proprio vecchissimissimo, anzi no, già è vecchio, quindi a me piacciono tantissimo questo luogo di grande bellezza. Guardate, Tessena, famiglie di origine sarda, guardate, feudatari di San Luri dal 1427 al 1470, meraviglioso. Quindi vedete, la Sardegna è importante girarla, guardate che bello scorcio, è importante conoscerla, è importante andare anche nei luoghi che non sono propriamente vicini a voi. Io, come appunto vi ricordo, ho iniziato questo viaggio da Quartu Sant'Elena per poi risalire, e sono risalito toccando alcuni luoghi, ma altri paesi sono passato, tra cui per esempio voglio dirvi Barrali, se non ricordo male, ma anche Guasila, Ortacesus, insomma non li ho detti in ordine, però insomma è per farvi capire quanto sia importante e necessario, appunto. Guardate che meraviglia, una meraviglia assoluta. Mi ricorda molto la pietra costruttiva che abbiamo visto a Dolianova, quindi penso sia anche una marna, sembra un calcare grigio, non vorrei sbagliarmi, spero che qualcuno possa anche dirmi che ho sbagliato. Guardate che meraviglia, è proprio bella davvero. Adesso farò anche un giro in tondo, così giusto diamo qualche segno. È chiusa perché sono in un orario non propriamente consono, insomma siamo intorno già all'1 inoltrata se non ricordo male, quindi non vi dovete, come dire, arrabbiare voi che vedete da casa. Guardate che bella casa, guardate, questa è una tipica casa da far vedere, via Alberto di Villasanta. Quindi eccoci
ad un'altra inquadratura della chiesa in questo senso. Guardiamo proprio i residui, i resti della vita nobiliare sarda. Guardate, famiglia catalana originaria del Basso Empordà. Meraviglia, meraviglia. Venite a San Luri, venite, guardate che casa spettacolare. Osservate. Sono veramente contento e piacevolmente contento. Guardate, Portabello, veramente interessante. Vediamo un po' anche i residui delle finestre. Guardate, anche una trave in legno, spettacolare, davvero interessante, molto bello. Eccoci, infatti, vedete, Entenca o Entensa, famiglia di origine catalana e feudatari del villaggio di San Luri dal 1324 al 1328. Guardate che meraviglia. Sto riuscendo anche a farvi vedere, quindi è un invito ulteriore per insomma venire qua, passeggiare un po' come sto facendo io. Portate le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri bimbi. Non smettete di fare cultura, non smettete. E benché sia in mezzo al traffico, io vi saluto per adesso, continuo il mio viaggio, risalirò pian piano da San Luri, lo faccio qui davanti al municipio stesso di San Luri, al comune, e visitate questo bellissimo paese, questa cittadina. Venite, portate le vostre famiglie, insomma, scopritelo. C'è anche il Museo del Pane, io non riuscirò a vederlo, ma ad un'altra volta io ritornerò certamente, se non col programma della Terra dei Nuragas, certamente, indubbiamente da me, per cui adesso, solo per questo momento, io vi saluto, continuo il mio viaggio nella Terra dei Nuragas da San Luri. Un saluto.